Una mattinata dedicata alla cittadinanza attiva e alla scoperta delle istituzioni regionali. Il Consiglio regionale del Veneto ha aperto le porte di Palazzo Ferrofini ai rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi di San Martino di Lupari, alla scoperta della Casa dei Veneti. A nome del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei Ragazzi della città di San Martino di Lupari, ringrazio il consigliere regionale Eric Pasqualon per l'ospitalità e invito tutti i miei compagni dell'ICI San Martino di Lupari, il Cardinale Agostini, di visitare questo bellissimo posto ed è stata un'esperienza molto interessante. I giovani consiglieri, dopo aver visitato le sale storiche del palazzo, hanno avuto l'opportunità di vedere i banchi dell'aula consiliare, dove si sono trasformati in piccoli cronisti della politica. Un'opportunità bellissima per i nostri studenti che hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino le nostre istituzioni, il lavoro del Consiglio regionale, ma soprattutto un chiaro messaggio che parte da noi consiglieri. Mettiamo al centro della nostra programmazione la scuola e soprattutto i nostri giovani. La visita si è conclusa con l'impegno a proseguire il dialogo tra istituzioni regionali e mondo della scuola, rafforzando il rapporto tra il territorio padovano e la regione. È stata un'esperienza davvero interessante, entusiasmante, di educazione civica e di avvicinanza dei ragazzi alle istituzioni.